Vendrame, presidente dei trasportatori trevigiani di Confartigianato, questa mattina ha dovuto mettersi alla guida di uno dei camion della sua impresa effetto Super Green Pass, obbligatorio sul posto di lavoro per gli over 50. Normalmente io mi occupo dell'organizzazione dei trasporti. Oggi che abbiamo questo problema, si corre tutti quanti, anche le riserve, cioè io. Il settore dell'autotrasporto è uno di quelli che stanno maggiormente risentendo della mancanza da oggi dei lavoratori Novax. Nella totalità che facciamo questo mestiere sul più o meno che grava su Venezia saremo un 500 macchine, possiamo dire che 50-60 sono Novax e pertanto vanno ad aggiungersi agli altri che sono a casa per le quarantene. Naturalmente un camion non è che sia come un'azienda, una fabbrica, mezz'ora in più tutti quanti e si copre il buco. Il camion o c'è l'autista e parte o non c'è l'autista e non parte. Un problema che va ad aggiungersi alla cronica carenza di autisti che le ditte di autotrasporto segnalano da tempo ed il bonus patente istituito dal governo con un contributo fino a 1.000 euro per le spese per conseguire l'abilitazione alla guida professionale vale solo per gli under 35, giovani dunque poco attratti, denuncia Vendrame, dal duro lavoro del camionista. Differente diventa il discorso perché a 40-45 anni un paio di figli e un mutuo da pagare, è a quelle persone che ci dobbiamo rivolgere, ma purtroppo la burocrazia questa cosa l'abbiamo fatto presente anche al sottosegretario Bellanova, il sottosegretario Bellanova, però non lo recepiscono.